Oggi vi voglio parlare di questa mini idropulitrice. Sulle 24 atmosfere di potenza, ha un ugello che è multifunzione, perché può sia essere utilizzata attraverso la modularità che ha in questo punto l'ugello a ventaglio o l'ugello rotativo. Perché è interessante? Perché utilizza il sistema della batteria AS2. Quindi io questa me la posso portare dove voglio e senza l'utilizzo di una fonte diretta d'acqua, ma anche ad esempio lo posso prendere attraverso questo tubo direttamente da un secchio d'acqua, oppure da questo comodo contenitore ripiegabile che è abbinato all'acquisto della idropulitrice, e quindi io posso riempirmi questo. Ho del tubo diversi metri di tubo che consentono di collegarmi alla idropulitrice, e quindi in qualsiasi posto che io mi possa trovare con la bici, in un camper o altre situazioni, posso eseguire delle pulizie con diciamo un'estrema semplicità. È dotato anche di una lancia, di un allungamento, e quindi posso anche arrivare in punti un po' più scomodi per eseguire la pulizia, e ho la possibilità anche di farlo funzionare con l'EcoMod. C'è anche la possibilità di avere una microspazzola. Nella confezione viene data con 2 batterie, una comoda borsa per il trasporto di tutto, quindi delle 2 batterie della macchina e anche del contenitore per l'acqua ripiegabile. Questo invece è il contenitore per il detergente. Eccolo qua. L'autonomia che viene fornita con 2 batterie si aggira su 15 minuti. Invece in modalità Eco raddoppiano i tempi, quindi dai 15 minuti passiamo ai 30 minuti, sempre utilizzando le 2 batterie. Ed in definitiva, se voglio una piccola idropulitrice efficiente e facile da ricoverare e senza l'utilizzo anche di una fonte di diciamo alimentazione continua, perché può funzionare con entrambi, questa potrebbe essere un'idea ditta. E quindi per l'acquisto cliccate qui e vi arriverà questa qui.